Maturità 2024, che tracce avete scelto e come mai? Allora, devo tenerla lei. Io ho scelto la traccia C2 perché mi sembrava quella più adatta a me e anche più facile, diciamo, perché io non è che vada tanto bene a scuola e mi è piaciuto molto scrivere questo tema, l'ho fatto anche bello lungo e speriamo di prendere i voti massimi, dai. Io ho scelto la B1, ci ho messo un po' a sceglierla perché non sapevo bene quale scegliere. Rispetto all'anno scorso le tracce A mi sembravano migliori, però le tracce quelle B e C un po' più difficili. Le ho lette un po' di volte e alla fine ho scelto la B1 che mi sembrava, almeno personalmente, quella che potevo fare un po' meglio. Sono soddisfatto del tema che ho scritto, quindi penso sia andata bene comunque, sì. Come vi preparate per le prossime giornate di maturità? Diciamo che domani abbiamo la prova, diciamo, più facile e invece prossima settimana avremo l'orale e lì ci dovremo preparare bene perché appunto saranno domande difficili e così. È già da una settimana che studio un po', quindi me la sono preso un po' con calma, faccio un po' alla volta per non avere troppo stress, però non sono troppo in ansia, quindi sì, sono tranquillo e penso di fare bene anche l'orale alla fine. Allora ragazzi, in bocca al lupo per queste giornate di maturità. Grazie, anche a lei.